24esima si gioca di martedì al Paladosson, squadra di Mr. Landi che deve fare i conti con le energie e qualche fastidio muscolare per cercare di fermare la superpotenza in vetta al campionato. Con un Dino Baggio per Roplos, buon futsal con Montello, Mestre Fenice. Andrigno fuori da Panziera, il controllo con la suola di destro, poi la conclusione di sinistro. Diego Niccoli spizza per Leandrigno che poi resiste così su Franzoi dalla bandierina del calcio d'angolo di sinistra, lontano Leandrigno insiste, inciampa a terra, palla viva! Diego Niccoli passa in vantaggio, la formazione di mister Alessandro Donisi, anche con un po' di fortuna, palla che sfila, doppio rimpallo. Gavinato vede una mano alzata dalla parte opposta, interviene Niccoli con la testa, allora al centro Leandrigno si gira, riesce a servire Niccoli! Si chiude il triangolo, pronti via, nemmeno 3 minuti, ha già raddoppiato il Montello, doppietta di Diego Niccoli. Scavinato gestisce il numero 10, esce Bertoni, Scavinato se la prepara sul destro verso la porta, Robazza, Franzoi, capitano del Mestre Fenice, cerca di passare tra due maglie azzurre, alla fine hanno la meglio i giocatori del Montello, ora con Taca sulla sinistra, palla orizzontale a liberare il mancino di Bonazzo verso... Resta lì Niccoli con l'esterno, riesce a servire Taca che ha spazio per girarsi, cerca a memoria l'inserimento di Bonazzo, Stefanuto, Bertoni, Panziera, movimento a mezzaluna di Bertoni che poi resta dietro, Niccoli allora a servire sulla destra, Panziera! Si chiude così il triangolo, Niccoli Panziera, l'asse decisivo per il gol del 3-0 del numero 23 che allunga ancora in campionato e sale a quota 23 gol come il suo numero di maglia, un gol da incorniciare attraverso una mix card di Roploz. Sono le alte di Leandrigno, il passaggio che non arriva al destinatario, maglia 4 Pettenò, allora Leandrigno riparte subito, Bertoni, Panziera, il controllo di Panziera che poi incrocia dal limite e imbuca così Stefanuto. 4-0 Montello, il poker, doppietta di Niccoli, doppietta di Panziera. Cerca di uscire dalla pressione il Montello nella propria area, Coppe, cerca di nuovo Leandrigno, ma Bellu è lì, la porta via Bellu in area, mette fuori in qualche modo la difesa, con Leandrigno che riparte, c'è anche Taca di fronte a lui, Leandrigno, il dribbling, poi riconquista di nuovo palla al Montello, Leandrigno incrocia, alla sinistra Schiavinato, lo aspetta Bonazzo, c'è anche Taca con raddoppio, Schiavinato, una finta a liberare il sinistro, cerca l'iniziativa personale, il numero 10, uno dei migliori sicuramente dei suoi, palla deviata per il destro di Bellu, Robazza mette fuori, Bertoni si stacca dalla marcatura, va incontro, il destro però da fuori di Coppe, finisce alla destra della porta difesa da Stefanuto, proprio il numero 12 a rilanciare in avanti per Bellu, che aggancia da Dio questo pallone, Bellu, Schiavinato, il raddoppio questa volta di Niccoli, Schiavinato cerca l'angolo più lontano, Robazza scende, contatto con Franzoi, palla che arriva a Bellu che la tiene in qualche modo, va ad offrire un supporto Schiavinato, Bellu lo vede, il tocco proprio per il numero 10 che poi incrocia, di davanti di Robazza che alza la testa, cerca Leandrigno che riesce sempre così, con un numero, un altro, Leandrigno sul più... Robazza, corto da Leandrigno, esce Franzoi, impressione sul numero 10 che cerca dall'altra parte il compagno, vince il rimpallo, sorpassa la metà campo, ancora Leandrigno, incrocia, tiene basso questo pallone e Baldresca non riesce ad evitare che la palla si insacchi alle sue spalle, 5-0 Montello, Manita, Vinato ha spazio per puntare la porta, il numero 10 del Mestre Fenice, c'è anche Franzoi che si libera sulla destra, arriva a rimorchio, Bellu, il destro di Bellu, si stampa sulla traversa, Bellu cerca di passare dove non c'è spazio, allora Coppe fa ripartire l'azione, il taglio in profondità da parte di Bonazzo verso la porta, Baldresca se la Schiavinato si avvicina, Schiavinato il tocco per il numero 10, poi rischia quasi di perdere il possesso del Schiavinato, c'è Puleo che si smarca sulla destra, Schiavinato si accentra, Schiavinato con il destro che incrocia ma non impensierisce Robazza, sta cercando di dare un segnale di vita ai suoi, il numero 10 del Mestre Fenice, tanto riparte il Montello, Taca, il tocco di prima per l'inserimento di Niccoli, bellissimo, di fronte a Baldresca, là dietro Franzoi, fischia il direttore di gara, ci sarà un calcio di punizione, Franzoi batte subito, dimenticato dalla difesa Bruscagnin, Schiavinato lo aspetta Facin, Schiavinato si accentra con una serpentina, evita l'intervento del numero 5, Schiavinato con la suola, poi in porta, il gol del Mestre Fenice, 5-1, il gol del numero 10, colui che ci ha provato più di tutti, da parte c'è Usai, la palla a Schiavinato, a puntare ancora una volta il numero 5 Facin, Schiavinato accelera sulla sinistra, va via a cercare il primo, Fantini cerca Bonazzo dall'altra parte, Schiavinato interviene, ancora Fantini, Schiavinato vince il rimpallo, allora riparte il numero 10, Schiavinato vicino all'intocco che arriva, palla messa fuori dalla difesa, allora Schiavinato a puntare ancora una volta Facin, vince ancora il duello, Schiavinato che poi mette al centro,
Sul secondo palo arriva la zampata vincente di Gianmarco Bruscagnin, che trova quantomeno il gol, la soddisfazione personale. Un'altra grandissima prova per il Montello di mister Alessandro Donisi, che fa sì il suo compito, ma non è sempre così semplice, non è sempre così scontato portare a casa i 3 punti. Allora da sottolineare la perseveranza di questi ragazzi, la dedizione, la costanza, ma soprattutto la voglia di vincere per inseguire un grande obiettivo.